Continua dunque lo spazio informativo su Video Regione 1, la voce del Friuli, per sentire un po' cosa succede, come va in Friuli Venezia Giulia. È venuto a trovarci in questa edizione il presidente della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia, l'avvocato Paolo Viezzi. Buonasera Insomma, a tutti. Viezzi, ultimamente i cacciatori sono sempre in prima pagina, no? Per colpi di qua, colpi di là, invece in Friuli Venezia Giulia? Siamo purtroppo in prima pagina anche in Friuli Venezia Giulia senza avere nessuno di quei meriti che ci dovrebbero portare in quella prima pagina, perché rispetto a ciò che accade in altre regioni, in Friuli Venezia Giulia eventi luttuosi che abbiano come protagonista un cacciatore o il mondo della caccia ormai quasi non si ricordano più. Penso che l'ultimo decesso risalga quasi a 20 anni fa, ma questo perché in realtà si è organizzata la caccia in questa regione in modo tale da essere il meno possibile un pericolo sia per i cacciatori stessi che fra i cacciatori e coloro che frequentano i boschi e gli spazi naturali. Ecco, spazi naturali che vanno comunque salvaguardati, e possiamo dire che, che in Friuli Venezia Giulia c'è un po' questa particolarità dove i cacciatori comunque, oltre a usare la doppietta, in tempi dove i selfie per qualcuno valgono e per altri no, insomma voi nel momento in cui non usate la doppietta aiutate anche la natura, Ma no? posso fare un esempio che Mm. trovo abbastanza esemplificativo di quello che sia il mondo venatorio. Nel vicino Veneto il presidente Zaia ha emesso un provvedimento di chiusura dell'attività venatoria per i fatti alluvionali che hanno colpito il Bellunese, diciamo, l'alta parte del Veneto. Noi in Friuli abbiamo avuto medesima cattiva sorte per quel che riguarda la parte della montagna, soprattutto nella Valpesarina, nelle zone diciamo della Carnia. Ecco, in Friuli i cacciatori si sono resi disponibili e concretamente lo hanno fatto, hanno liberato i sentieri, hanno tagliato i boschi che impedivano la circolazione sulle strade, cioè hanno rinunciato all'esercizio dell'attività venatoria per svolgere quell'attività utile alla collettività che Mm. normalmente fanno anche nel silenzio e nella non consapevolezza delle persone sul ruolo che i cacciatori hanno. Non Certo. abbiamo avuto bisogno di un provvedimento, abbiamo un certo senso civico che ci porta, dato che lo viviamo il territorio, viviamo l'ambiente, viviamo i boschi, viviamo la montagna, viviamo anche le pianure, siamo, come spesso si dice in maniera riassuntiva, siamo probabilmente i primi ambientalismi, ma di quell'ambientalismo che sta con i piedi sul terreno, Mm. non quell'ambientalismo che si fa nei salotti o davanti ad una tastiera. Senta, purtroppo l'abbiamo sottolineato in apertura, no? Ci sono ultimamente troppi incidenti durante le battute di caccia, Mm. tra cacciatori o addirittura estranei. Voi state curando un po' questo aspetto come Federcaccia regionale, nel senso state proseguendo su discorsi tipo, non so, dei corsi di aggiornamento per affidare poi l'uso ufficiale della doppietta? Allora, in Friuli rispetto al resto d'Italia, per diventare cacciatore è già indispensabile fare un corso e superare un esame che viene gestito dall'amministrazione regionale, che è particolarmente complesso. Una volta conseguita l'abilitazione, per poter esercitare ogni tipo di caccia bisogna frequentare un ulteriore corso e superare un ulteriore esame abilitativo specializzante per quel tipo di caccia che si vuole svolgere nella propria vita. E nel corso di tutti questi corsi ed esami c'è sia la parte teorica che la parte pratica che riguarda ovviamente e Mm. principalmente il maneggio delle armi. Sono tutti step di una formazione che rendono la categoria dei cacciatori friulani molto più affidabile di quanto Certo. possa sembrare in altre regioni. Ma questo fa un po' il paio con il dato che le davo all'inizio, cioè se dobbiamo risalire all'ultimo decesso per arma da fuoco, qua in Friuli andiamo a 20 anni fa. E anche diciamo, gli incidenti più usuali che fanno comunque parte di un'attività come quella venatoria, che è un'attività pericolosa perché si svolge con un'arma, sono assolutamente minimali. Diciamo, si potrebbe pesare anche sotto profilo economico se vogliamo questo dato. Il Friuli Venezia Giulia ha una sinistrosità talmente bassa che ha anche un pro. I cacciatori devono essere tutti assicurati per poter andare a caccia, sia per Certo. la responsabilità verso terzi, sia per gli Mhm. infortuni, cioè devono coprire anche se stessi e quindi non essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questa è una cosa poco nota. E la sinistrosità
in Friuli è talmente bassa che anche i premi di polizza sono particolarmente bassi, quindi abbiamo un riconoscimento dell'affidabilità anche, diciamo, sul mercato, per dirla Diciamo che i banalmente. cacciatori stanno un po' più attenti, in questo Esatto, qua in discorso. Friuli quantomeno. Senta, diciamo chi è contro la caccia praticamente ogni giorno attraverso i social network, anche in Friuli Venezia Giulia, e anche forse chi non è contro, ma probabilmente non sta simpatico Viezzi, attraverso i propri social media, attacca continuamente definendovi anche degli ubriaconi, della gente con appellativi che non si possono neppure dire in televisione. Allora, se tutte le persone di questa società che hanno un ruolo di qualunque tipo, che abbia una responsabilità, dovessero avere la fedina penale pulita come ce la devono avere i cacciatori per conservare il porto d'armi, probabilmente non parleremo né di Tangentopoli, né parleremo di Appaltopoli, né di qualunque altra. Per un cacciatore anche una guida in stato d'ebbrezza significa perdere il porto d'armi. Il minacciare qualcheduno, come sovente accade nei locali, si vedono persone che in maniera molto maleducata utilizzano la parola non solo per offendere, ma anche per minacciare, come se questi comportamenti in questa società ormai non avessero più un rilievo sotto profilo penalistico. Per un cacciatore significa perdere il porto d'armi. Quindi se lo conserviamo è perché siamo assolutamente immacolati sotto profilo dell'educazione e sotto profilo giudiziario. Senta Viezza, a me è capitato qualche volta di vedere in certi locali, ad esempio dei cacciatori, entrare nel locale stesso con l'arma al seguito. Siamo obbligati a farlo. Questo è un obbligo. Siamo obbligati perché esiste una norma che impone una custodia costante dell'arma ed è considerata una non custodia dell'arma il fatto di lasciarla per esempio nell'automobile, quindi dobbiamo portarla al seguito con diciamo, le coperture necessarie, quindi in una custodia e non certamente non il colpo in canna, ci mancherebbe altro. Beh, sai, è sempre meglio ribadire. Assolutamente, e quindi dobbiamo portarla, diciamo, conservarla e avere una custodia adeguata. Sono ulteriori norme di prudenza che ci sono imposte e che rispettiamo ovviamente se vogliamo conservare il porto d'armi. Insomma, attraverso questo spazio cerchiamo anche di fare cultura in un certo senso, mi sa consentito il termine, ma più che altro informazione e prevenzione. Perché molto spesso, insomma, come avete sentito, i cacciatori sono bollati come assassini, come gente che non sa cosa fare a casa, probabilmente non vanno d'accordo con la moglie, allora visto che non vanno con la moglie si vanno a sfogare con gli animali. Invece attraverso questo spazio e attraverso anche la partecipazione dell'avvocato Viezzi cerchiamo di far capire e conoscere un po' quello che è il mondo venatorio. La domanda suppletiva che le faccio è questa: ma oggi come oggi, cosa vuol dire fare il cacciatore? Guardi, e poi come viene definito? Un hobby, uno sport? No, è la mia vita. Quando mi chiedono che cosa sia la caccia, è il mio modo di essere, la mia filosofia. Se non fossi un cacciatore probabilmente non sarei la persona che sono, ma non avrei la conoscenza del territorio così come ce l'ho. Che non significa soltanto conoscere il territorio sotto profilo geografico, ma conoscerlo nella sua vita, nella sua cointeressenza con tutte le specie che ci sono. Le faccio anche questo, è un esempio che può essere utile però per capire. Una volta in Friuli si faceva l'uccellagione, oggi l'uccellagione non è più possibile. Guarda, io a 8 anni, a 7 anni per precisione, avevo imparato a mettere il vischio in mezzo alle viti per prendere. Esatto. All'epoca c'erano i Zenevrons. Ci sono ancora, diciamo, e si possono anche cacciare, una specie ancora cacciabile. Ad esempio nella mia famiglia sono stati, mio papà non era appassionato, però io avevo degli zii che erano appassionati, anche mio nonno, addirittura parenti di mio nonno che erano insomma appassionati uccellatori. Insomma. Ma chi svolgeva quell'attività conosceva il passo, conosceva dove gli animali si fermavano, che cosa mangiavano, che cosa non bisognava potare per consentire alle specie di poter trovare un habitat favorevole. L'aver chiuso l'uccellagione ha tolto quella conoscenza alle persone, diciamo qualsiasi, anche non scolarizzate, su come sia il territorio, su come stiano le specie su quel territorio, su che cosa sia necessario, e la conseguenza è che quegli uccelletti li abbiamo persi per altre cause legate all'agricoltura, legate all'inquinamento generale, li abbiamo perse, ma
oltre a perdere loro, non in conseguenza dell'ucellagione ma di altri fattori antropici, abbiamo perso la cultura e la conoscenza. Sì, se permette, adesso chi fa l'ucellagione a casa mia è la mia gatta, no? Che ha il vizio la mattina di farsi il giro, 2 o 3 li becca sempre, no? Allora adesso gli faremo il porto d'armi anche la mia gatta, così siamo sicuri, nessuno la denuncia, no? E con la chiusura dell'ucellagione è finita per esempio una ricetta, no? La polenta José, che era famosa ed era caratterizzante sia il Veneto che il Friuli nel mondo, nel senso che sapevi che quel piatto lo mangiavi qui. Ora siamo tutti a mangiare sushi, quindi non mangiamo più quello che era tipico della nostra regione, della nostra cultura, della nostra sensibilità. Stiamo diventando uno fra tanti e uguale fra i molti. Ecco, approfittiamo della sua presenza, perché entriamo anche in un altro annoso problema, il discorso legato alla selvaggina, nel senso che in particolare i cinghiali, insomma, lo sappiamo, chi vive vicino non solo nelle città, ma chi vive vicino alle colline, insomma, si trova a questi danni provocati dai cinghiali, meno un po' dai caprioli, ma più che altro dai cinghiali, no? E la regione in particolare, che dovrebbe lei dare un indirizzo chiaro e trasparente, fino adesso insomma ha un po' tentennato, no? Sì. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Sì, diciamo che stiamo proseguendo nel tentennamento, abbiamo ancora bisogno di capire se vi sarà un'inversione rispetto alla gestione di questa specie problematica, come ve ne sono da altre, per l'amor di Dio, che non incide solo sull'agricoltura, incide pesantemente in maniera sicura sull'agricoltura, ma incide molto anche sulla sicurezza della circolazione stradale, perché gli incidenti che hanno come protagonisti i cinghiali nell'attraversamento delle strade sono sempre più frequenti, sempre più spesso poi generano anche dei feriti nell'ambito di questi incidenti. E la parte risarcitoria, che in realtà non esiste, perché non esiste un risarcimento, cioè lo Stato che è proprietario della fauna selvatica, perché questo dice la nostra Costituzione, patrimonio indisponibile dello Stato, e in realtà non risarcisce gli utenti che subiscono il danno, ma li indennizza, cioè gli dà semplicemente una parte del danno che hanno subito, il resto se lo devono tenere, perché per la restante parte non è più patrimonio indisponibile dello Stato, ma sono affari tuoi, no? Come si suol dire. Ecco, l'amministrazione regionale ha un capitolo di bilancio che copre questi indennizi, non il risarcimento agli indennizi. Tutti questi costi, diciamo, oggi vengono sostenuti attraverso il pagamento di una tassa specifica in capo ai cacciatori, che è la tassa di concessione regionale. Senza questi soldi dovrebbero essere pagati dai cittadini e dalla regione con capitoli di bilancio specifici che diciamo, dovrebbero essere tolti da altri capitoli di bilancio per attività più o interventi più significativi. Più chiaro di così viene da dire. Bene, io ringrazio l'avvocato Viezzi per la partecipazione, avremo altre occasioni con lei per approfondire quello che accade sul tema venatorio in Friuli, Venezia e Giulia. Non resta che ringraziare voi, gentili amici e amiche, per la visione e l'ascolto, e come si dice in questi casi, ci vediamo alla prossima, stessa rete, stessa ora. Grazie a voi, buonasera a tutti.